Ma ci stanno anche gli stacchi te, no? Boh. Vediamo che riusciamo a fare. Wow, fra, sarebbe stato incredibile. Tanto qua partiamo. Osimhen, prima palla. Oh, non comincia a me. Chiappa Kiss. Chouameni. Attenzione Anghissà. Attaccare al Madrid. Giannino Di Lorenzo. Oh, wow, questo è fallo, Gianni. Cazzo, Kim. Attenzione, la mettiamo fuori finalmente con Di Lorenzo. Lozano. Fa cogliere Osimhen. Allora Anghissà, attenzione, Anghissà fa correre Osimhen. Dentro Anghissà. Ho fatto un mezzo errore, però passiamo subito in vantaggio. Quando ha vinto matematicamente pure c'era e poi mi sono fatto tutto a piedi da fuori tutta la stazione perché la metro erano intasate. Fra che poi quando ha vinto matematicamente era con l'Udinese e io purtroppo non stavo a Napoli, invece mi è capitata la stessa cosa con la Salernitana, che poi purtroppo non abbiamo vinto matematicamente e ho dovuto fare la stessa camminata pure io. Attenzione, Kvaratskhelia, Osimhen di testa! Oh, Viercan. Perché pure le metro con la Salernitana non erano intasate, ma in realtà non funzionavano proprio. Il tunnel pure si fa bravo, pure ma ci fa tutto tunnel for road, tutto lungomare praticamente, perché io poi avevo la macchina a Piazza Garibaldi, quindi ti lascio immaginare. Attenzione, Zielo, palla per Kvaratskhelia che prova il tiro a giro, Can. Là sì, comunque è stato per esempio anche io che sono stato con la Salernitana, che alla fine non abbiamo vinto, è stato bello lo stesso, cioè capì? Comunque cantavano e ci siamo divertiti tutti quanti. Attenzione Giannino Di Lorenzo, Lozano per Osimhen! Spaziale gol di Victor Osimhen! Spaziale gol di Victor Osimhen! 2-0 Napoli, spaziale gol di Victor. Incredibile. Bene, così io 2-0. Sì, fra, ha migliorato tanto e porco dio. La giocabilità mi piace. Mi piace molto più di FIFA ultimamente, sono sincero. Ah boh, ma quando è uscito faceva schifo, cioè anzi vedevo, guarda. Invece mo è migliorato proprio assai e la grafica è... la grafica è quella che è, cioè la grafica di FIFA fa cagare, questo è sempre stato così. Secondo me qua se si impegnano possono fare passi da gigante. Anghissà, Lobotka, attenzione, Zielinski, allarga per Kvaratskhelia, attenzione Kvaratskhelia, il cross in mezzo, stava arrivando Vittorio Osimhen, niente da fare. Ah, è il maestro, recupera palla, Rachmani. Palla per Zielinski, allarga per Mario Rui, Kvaratskhelia, Zielinski, Anghissà. Ah, la volevo da Mario Rui di nuovo. Comunque fra è migliorato assai, ripeto la giocabilità mi piace e poi anche il fatto è gratuito, al momento fa una differenza stratosferica secondo me. Lobotka, Zielinski, Giannino. Allora ci incontriamo alla consegna del tricolore. Sì, ti ripeto, io voglio prendere i biglietti, quindi appena escono mi metterò su Ticket One e bestemmierò finché non li compro. Cara, attenzione, Mario Rui, che cazzo fai? Però Kvaratskhelia, attenzione, recuperiamo palla con Zielinski, che viene mangiato dal difensore Real Madrid. Siamo partiti fortissimo, quindi siamo già 2-0, però non dobbiamo mollare perché il calcio è strano e a noi sta vittoria serve. Lobotka ha provato a cambiare tutto. Giannino Di Lorenzo, attenzione, dentro per il Ciuchi Lozano, fermato Lozano. Attenzione, Kim, ti leggo subito fra. Io mi sa che se vado metto in quel bar fuori lo stadio. Fai bene. No, io... Allora, quest'anno purtroppo... Tanto attenzione. Vediamo che succede. Allora, quest'anno, fra, dico la verità, purtroppo non sono potuto mai andare allo stadio per tanti motivi. Soprattutto lavorativi. E quindi ho detto...
l'ultima partita, dato che poi a un certo punto si era capito che la direzione era che avremmo vinto il campionato, e mi sono detto l'ultima partita, affanculo, me ne vado allo stadio, ci provo almeno. E infatti cercherò di prendere i biglietti della tribuna proprio, cioè me ne frega niente. Cioè brucio una cosa di soldi e invece morire 4-5 partite, magari che la dove alzano il trofeo, che per il momento lo vedrò adesso e non so quando lo vedrò più. Tanto Kim, lo Botka, proviamo a metterla fuori. Meret ci mette una pezza a colori e poi fa una stronzata. Perfetto. Stanno attaccando, attenzione. Di Lorenzo, mamma mia. Però per andarci sembra devi prendere la microfono, anticipare molto prima, se no rimane bloccato. Sì, sì. Ma in realtà questo è un altro motivo per cui voglio prendere la tribuna, perché così, diciamo, sto tranquillo che posso arrivare in realtà pure 10 minuti prima, entro, mi siedo e vaffanculo, capite? Attenzione, Meret su Neymar. Meret su Neymar. Bene così avanti Napoli, Meret su Neymar. Stiamo un po' soffrendo, Yu, sicuramente sto un po' distratto. Però il 2-0 per il momento è abbastanza tranquillo. Attenzione, Anghissà la mette fuori, Kvaratskhelia. Che cazzo fa? Ma Rovaglio, che cazzo è successo? Rachmani fuori? Osimhen svetta. Palla per Di Lorenzo, allarga per il Ciuchi Lozano, se ne va Lozano. Ciao Fra, grazie per essere passato. Attenzione Osimhen! 3-0. Porco Dio, 3-0. Doppietta di Victor. Azione favolosa. 3-0. 3-0 Napoli. Attenzione Lobotka, Rachmani, Zielinski, si gira Zielu, la dà a Kveča Kvaratskhelia che passa per Osimhen, attenzione anche sa Lobotka di testa per il Ciuchi Lozano, un po' di stop sbagliati qui, attenzione Kvara per loro in questo caso. Osimhen, Mario Lusi, Mbappé provano ad attaccare, Neymar, Di Lorenzo prova a chiudere su Kvaratskhelia, il cross in mezzo, Rachmani e poi Mario Rui spazza, la mette fuori, il nostro Kvaratskhelia prova a cambiare tutto, colpisce l'avversario, palla che rimane lì, Mario Rui, fine primo tempo. Fine primo tempo. 3-0. Oserei dire calcio spettacolo contro il Real Madrid fino ad ora. Rachmani, Osimhen, Zielinski ancora per Osimhen che vede qui c'è Kvaratskhelia, se ne va Kvaratskhelia dentro e 4-0 Zielu. 4-0 Zielu. Contropiede fulminante e 4-0 Napoli. Bandoni e ci portiamo a casa la prima vittoria molto velocemente grazie al 4-0 sul Real Madrid. Bene così, avanti Napoli. Tanto ragazzi, io vi schiatto anche un po' di live su TikTok. Andiamo avanti. Andiamo avanti.